Buonasera a tutte e a tutti, benvenuti sia chi è presente sia chi ci segue a distanza a quest'ultima conferenza del ciclo del 2022. Concludiamo oggi con i rapaci nell'immaginario medievale. Il nostro relatore odierno è il professor Andrea Pala, docente di storia dell'arte medievale all'Università di Cagliari, ma tutti lo conoscete perché fa parte dell'associazione, del direttivo e quindi più volte l'abbiamo sentito appunto nelle nostre conferenze e anche nelle visite ai monumenti. Con questa conferenza, come dicevo, chiudiamo il ciclo che ci ha permesso di studiare alcuni aspetti della storia, del pensiero del periodo medievale in Sardegna attraverso il mondo animale. Quindi questi simboli ci sono serviti appunto per guardare il Medioevo da un altro punto di vista e ci siamo calati, come sempre facciamo, nella storia. Penso che in questi giorni non possiamo fare a meno di pensare a chi non solo sta temendo per la sua vita, ma anche per la perdita della sua storia sotto le bombe e sotto queste azioni di distruzione. Quindi nel nostro piccolo, credo, un pensiero possiamo rivolgere a queste persone che abitano lontano da noi, ma che stanno soffrendo questa situazione. La nostra storia è importante e cancellare la storia è come cancellare la nostra vita. È veramente una cosa deplorevole su cui penso siamo tutti d'accordo. Lascio quindi la parola al nostro relatore e vi auguro buon ascolto. Eccoci qua, ora mi sentite. Dicevo, mi associo alle parole della professoressa Martorelli, la ringrazio per la presentazione. Con la professoressa Martorelli abbiamo condividiamo lo studio segreto, abbiamo condiviso diverse esplorazioni presso siti romanici, oltre che averle condivise con il gruppo. In queste occasioni c'è stata sempre non visualizzare ci sono stati sempre dei commenti e delle riflessioni rispetto a alcuni aspetti dell'iconografia sia del mondo animale sia di quello vegetale oppure antropomorfo che è rappresentato nelle nostre belle chiese romaniche. L'iconografia è uno degli aspetti, uno dei campi spinosissimo e molto difficile, uno degli strumenti che utilizza lo storico dell'arte, lo studioso, anche l'archeologo, lo studioso di estetica medievale e non, per cercare. È uno degli strumenti, insieme all'indagine sulle caratteristiche tecniche, sulle caratteristiche formali, stilistiche e una serie di aspetti, cerca di ricostruire attraverso una particolare tipologia di fonte che è l'opera d'arte, la storia. Quindi l'iconografia e poi anche l'iconologia, come vedremo anche in alcuni passaggi della nostra chiacchierata che ci facciamo attorno a un argomento, ripeto, molto complesso, e parleremo di un'importante rappresentazione, raffigurazione nel mondo medievale, del mondo medievale romanico, che comunque c'è questo effetto Larsen un po', così va meglio, sì. L'iconografia, la rappresentazione di cui parleremo oggi, è una forse delle più, non importanti, perché non si può parlare di importanza, ma sicuramente più significative nello scenario medievale, però che affonda le radici, come vedremo e come avete potuto vedere anche
nelle altre conferenze, altre bellissime conferenze peraltro che si sono tenute nelle settimane passate, affonda sicuramente le radici nel mondo classico, nelle fonti scritte, nei bestiari di cui abbiamo parlato. Parlò Andrea Percola nella sua bella relazione introduttiva di questo ciclo di conferenze. E oggi chiudiamo con i rapaci dell'immaginario medievale, tra realtà e fantasia. Di questi rapaci ne contempleremo solo alcuni, sicuramente uno dei più rilevanti, più importanti è l'Aquila. Parleremo poi di falchi, falconi, nelle varie tipologie di animali, ma anche questi animali, la stessa aquila, che associata a delle azioni anche dinamiche cambia iconografia e quindi significato. Significato vuol dire, possiamo dire, iconologia, significato dell'immagine. C'era un importante, perché ora non è defunto da qualche tempo, Panofsky, uno studioso di estetica medievale che appunto ragionava attorno all'immagine parlando di una lettura pre-iconografica, iconografica e iconologica, per sintetizzare. Pre-iconografica, ovvero sia come un bambino vede un'immagine, riconosce un uccello, magari non individua la razza, mentre il passaggio successivo iconografico è quello legato alla conoscenza e all'esperienza del singolo. Noi abbiamo una formazione pressoché cattolica nel nostro territorio, in Italia in generale, nell'Occidente e mediterraneo, ragion per cui fin da quando siamo bambini riusciamo a capire e comprendere ciò che vediamo rappresentato. Questo avveniva in maniera molto più semplice, forse molto più, per così dire, automatica in epoca medievale. Bene, dicevamo che affonda l'iconografia del Medioevo, ma in particolare quella dell'epoca romanica, affonda le radici nelle rappresentazioni più antiche. Qui noi vediamo questa immagine, gli studiosi conoscono molto bene, forse chi ha visitato la meravigliosa città di Venezia conosce la Basilica di San Marco, ma magari non ha mai notato questo gruppo di porfido rosso rappresentato, reimpiegato e riutilizzato. C'è questo, non so se anche voi avete questo gruppo statuario, è il monumento dei Tetrarchi, anzi è un doppio gruppo statuario che è realizzato in porfido rosso. Ecco, anche il materiale nella lettura di un'immagine può essere importante, anzi può essere fondamentale, perché in particolare per quanto riguarda questo gruppo statuario fu realizzato con un materiale di stretta pertinenza imperiale. Ciò vuol dire che la committenza, ovvero sia chi ordina e commissiona l'opera d'arte, apparteneva a una ristretta cerchia di personaggi di altissimo rango, evidentemente. Non soffermiamoci tanto su questo gruppo quanto sulle statue che giunsero, che rappresentano gli Augusti Diocleziano, Massimiano, i Cesari, Costanzo Cloro e Galerio, probabilmente questo gesto di concordia Augustorum di unità dell'impero. Ma se osserviamo nel dettaglio questi manufatti che giunsero dopo la quarta crociata come frutto del saccheggio, una delle opere saccheggiate a Costantinopoli nel 1204, si trovavano nel Filadelfio, e vediamo i dettagli. Sono dei soldati, gli imperatori sono vestiti come dei soldati, hanno dei balteggi armati, un copricapo pannonico, l'uno poggia la mano sulla spalla sinistra del corrispondente personaggio, ma avviciniamo la nostra osservazione e vediamo che nella raffigurazione del manico della spada
spada, si configura col rostro la testa di un rapace, identificabile da facili confronti con l'immagine dell'aquila. Questo motivo è ampiamente diffuso grazie anche alla circolazione di manufatti come questa stoffa, questo sciamito sassaride con un'aquila ad ali spiegate, quindi ad ali aperte. Questi dettagli portano a fare un esame ulteriore di quella che è la rappresentazione di questi personaggi. Ovverosia hanno innanzitutto questa spada che sostituisce in epoca romana il gladio nelle truppe pesanti, con la rappresentazione di questo simbolo anche di stretta pertinenza imperiale, così come di stretta pertinenza imperiale è il porfido rosso. L'aquila legata alla stessa spada e ai tetrarchi, posti come difensori dell'impero e soprattutto, avete visto, abbracciati nella sua unità. Non è un caso che l'aquila sia associata alla figura più che di ogni altro, la figura più alta nello scenario dei tempi, che era ovviamente l'imperatore, la figura che aveva più diritto di esibirla, l'imperatore, la cui potenza si rimarcava attraverso l'uso di questi simboli. E il messaggio è chiaramente rafforzato dal materiale, il porfido rosso. A questo punto c'è un passaggio, un salto che noi dobbiamo necessariamente fare per passare dobbiamo aggiungere sino all'epoca più vicina a noi, del basso medioevo, sino all'epoca che convenzionalmente chiamiamo romanica, per dire che anche l'arte cristiana assegna un ruolo simbolico molto importante a questo volatile. Essa è infatti l'origine, il collegamento, il passaggio, forse non ricordo se Andrea ha parlato anche di questa fonte scritta, l'origine forse di tale collegamento è da ricercarsi in un testo greco scritto ad Alessandria d'Egitto nel secondo secolo d.C., il Fisiologo, che giunge in diverse redazioni, qui siamo nel secondo secolo d.C., viene copiato, questa forse è la copia forse più nota e meglio conservata, il Physiologus di Berna, quindi ce l'abbiamo conservato in Svizzera, con una datazione al IX secolo. Tuttavia questa datazione al IX secolo è riconducibile, cioè il testo sarebbe riconducibile anche a un testo precedente, forse del IV secolo, copiato in uno scrittore, ragion per cui si può ricondurre a un testo senz'altro più antico. Ma quello che ci interessa è senz'altro la fonte scritta da analizzare, che l'opera interpreta sostanzialmente quella che è la natura degli animali reali oppure fantastici in chiave allegorica, al fine sostanzialmente di illustrare degli insegnamenti etici oppure addirittura dogmatici cristiani. Testi come questo, non fu l'unico sicuramente, ebbero una grande influenza nella simbologia medievale e anche chiaramente nella rappresentazione che noi vediamo dell'apparato scultoreo di diversi nostri edifici presenti anche nel territorio isolano. Secondo il fisiologo, chiamiamolo l'italiano, fisiologus come preferite, se riusciamo ad andare avanti, ingrandiamo l'immagine miniata. L'aquila, quando è strettamente legata all'acqua, e racconta dell'aquila che quando invecchia le si
appesantiscono gli occhi, si appesantiscono le ali e la vista si offusca. E brucia forse un'immagine un'immagine miniata del XIII secolo, ci aiuta a comprendere meglio il passo del fisiologo, che racconta dell'aquila vecchia che si avvicina con le ali stanche, gli occhi con le catarate, si avvicina al sole. Qui nella didascalia c'è scritto aquila, voi vedete 3 aquile, ma sostanzialmente rappresenta una sola aquila che invecchia, le si appesantiscono le ali, allora cerca nella fonte d'acqua pura, scende verso l'acqua e risale verso il cielo, risale verso il sole. L'aquila è l'unico volatile, l'unico animale che riesce a guardare il sole con gli occhi aperti, si immerge per 3 volte e così si rinnova e ridiventa giovane. Chi è esperto, e qui sicuramente lo è la professoressa Martorelli, di iconografia cristiana, chiaramente vede uno strettissimo legame col battesimo. Allo stesso modo, quindi, riportando il passo del profeta Davide, allo stesso modo anche tu, uomo, se porti l'abito dell'uomo vecchio e gli occhi del tuo cuore sono offuscati, cerca la fonte spirituale e vola su nelle altezze del sole della giustizia. Quindi Gesù Cristo va verso il sole e spogliati dell'uomo vecchio e delle sue azioni e immergiti 3 volte nella fonte perenne, nel nome del Padre, e continua. Anche in te si compirà la profezia di Davide, si rinnoverà come quella dell'aquila la tua giovinezza. Questo passaggio, che riprende anche preso dai Salmi, quindi il Signore sazia di beni la tua vecchiaia, si rinnova come l'aquila la tua giovinezza. Questo anche della rigenerazione in realtà potrebbe essere anche preso da quello che si vedeva nella realtà, ovvero sia la muta dell'aquila annuale che perde il pelo e che perde il piumaggio annualmente. Ora vediamo come le fonti scritte possano in realtà raccontare quello che esattamente noi vediamo rappresentato. L'aquila, l'iconografia dei rapaci dell'aquila oppure del falco oppure dell'astore, che venivano utilizzati anche per la caccia, anche nella Sardegna medievale. Abbiamo diverse attestazioni anche nella Carta di Logo, dove a Didier Leroy de Boré, che ben conoscete, dove si vieta di andare a raccogliere i piccoli di falco dal nido, e poi c'è una serie di documentazioni, in particolare del XIII secolo, ma già dal secolo precedente nel giudicato di Cagliari, del commercio e delle donazioni di coppie di falchi. La falconeria è un'attività ben presente nella Sardegna del Medioevo. Questo è documentato e anche gli storici hanno attestato questa attività, l'attività venatoria con i rapaci. Vediamo ora come interpretare, o comunque come leggere, vedere un po' un repertorio, un florilegio, per così dire, di immagini rappresentate nelle nostre chiese medievali. Non ci sono tutte, alcune le ricorderemo a voce, ma forse ci sono quelle più significative che probabilmente abbiamo visto anche insieme in qualche nostra escursione. Questa l'avete riconosciuta tutti, è la chiesa al meridione della Sardegna, la chiesa ex cattedrale di San Pantaleo ad Olianova, edificata in più momenti costruttivi che vanno dal XII fino al XIII secolo, con datazioni epigrafiche anche abbastanza precise. Il collegamento tra questa chiesa
ex cattedrale, che fu cattedrale con la cattedrale di Santa Maria Cecilia di Cagliari, è evidente non solo dal punto di vista formale e stilistico, ma è evidente per alcuni aspetti documentari relativamente a dei manoscritti seicenteschi rinvenuti nella biblioteca universitaria di Cagliari, che riportano la facciata della cattedrale cagliaritana analoga o molto vicina a questa di San Pantaleo. Ma proprio nella facciata vediamo una chiesa, questa è la visione absidale, chiesa basilicale a sviluppo longitudinale, con una ricchezza, con un'esuberanza decorativa notevole, dove vi sono figure antropomorfe, quindi che riproducono esseri umani, figure vegetali in grande quantità, ma anche figure zoomorfe. Tra queste vi è l'immagine di due poste nelle lesene che decorano la facciata questo prospetto che noi vediamo l'immagine, ecco qui, questo siamo nel dettaglio, evidenziata dal rettangolo rosso. Purtroppo l'edificio, dico purtroppo, ai tempi veramente questo aspetto non era stato preso in considerazione, indubbiamente l'edificio è costruito in arenaria, una pietra che non ha una grande durata nel tempo, molto soggetta agli agenti atmosferici, ragion per cui non riusciamo a leggere le forme, la plastica originaria di gran parte della decorazione di apparato architettonico, salvo alcuni pezzi in marmo, però sono reimpiegati e rilavorati. Però forse si può riconoscere nella figura di due volatili, forse riconoscibili come aquile poste in queste lesene, vedete a fianco a questi due animali che si presume si tratti di leoni affrontati in una posizione quasi araldica. Facciamo un po' un percorso, siamo nel XII secolo, quindi in una fase molto tarda del romanico isolano, dove veramente le decorazioni di apparato architettonico sono diffusissime un po' in tutto il territorio. Questa è la chiesa, manca una A di Larza, siamo nella chiesa di San Pietro di Zuri, un edificio molto importante perché ha una datazione epigrafica precisa. Abbiamo l'architetto che la realizza, Anselmo da Como, quindi abbiamo notizie molto importanti. Un edificio che fu salvato, fu ricostruito per anastilosi da Carlo Aro all'inizio del Novecento. In questo caso il materiale che viene utilizzato è diverso, si tratta di una vulcanite rossa, una trachite rossa, e proprio in una parasta angolare della facciata, la parte sommitale fu ricostruita nel Cinquecento, solo la parte più bassa si può ricondurre al tardo XIII secolo, e proprio nella parasta angolare possiamo individuare non so se riuscite a vederla, possiamo individuare un volatile con le ali spiegate, che è forse, anzi io dico che è certamente riconoscibile con l'immagine di un'aquila. È acefala, quindi manca tutta la parte della testa. Procediamo e analizziamo e vediamo facciamo un percorso attorno a questo edificio, che effettivamente rispetto a altri conserva un buon numero di testimonianze riconducibili a volatili e a rapaci in particolare, anche volatili di altro tipo. Molti di voi le conosceranno, l'abbiamo vista diverse volte questo edificio.
Gli elementi scultorei di apparato architettonico anche in questo caso sono purtroppo molto danneggiati, non sappiamo se nelle fasi di anastilosi oppure se in alcuni casi sono stati danneggiati in epoca precedente. Fatto sta che anche qui nella parasta sinistra in facciata, quindi spostandoci un po' a destra rispetto a quanto vedevamo nelle prime immagini di San Pietro di Zuri, individuiamo sempre nell'imposta dell'arcata una figura che è assimilabile, acefala purtroppo anche in questo caso perché è una parte prospicente, quindi più soggetta a danni chiaramente non dovuti in questo caso, come potete ben capire, ad agenti atmosferici, associata peraltro qui a un elemento scultoreo non ben identificabile. Senz'altro si identifica la figura di un leone alla sinistra. Quindi i volatili, gli animali che si associano ad altri animali e vanno a formare una composizione iconografica differente. Continuiamo a percorrere il perimetro del paramento murario esterno della chiesa di San Pietro di Zuri e qui è stata riconosciuta nella parte centrale proprio sotto la punta della vela delle due arcate una figura antropomorfa, una figura umana e due volatili riconosciuti come rapaci. Ecco che forse a questo punto è importante riprendere anzi il discorso sull'attività della falconeria in Sardegna, tant'è che la stessa Maria Cristina Cannas, che si è occupata di iconografia medievale, soprattutto nel territorio del Giudicato di Arborea, anche riflettendo sull'iconografia medievale della chiesa di Santa Chiara a Oristano, individua delle scene di caccia con la presenza di falchetti o astori. Evidentemente non si può riconoscere con precisione, visto il grado di erosione o comunque di conservazione di questa plastica scultorea. Sicuramente, a mio avviso, è un aspetto che bisogna ben tenere presente, è un'ipotesi che credo possa essere condivisibile, in quanto alcuni elementi di apparato scultoreo riprendono vere e proprie scene di caccia. Tant'è che un'iconografia o un'immagine scultorea non deve essere guardata, soprattutto quando stiamo ragionando su una superficie abbastanza importante che è quella di un edificio religioso, non deve essere guardata singolarmente, ma deve essere osservata complessivamente e anche rispetto all'impaginazione della parete voluta dai committenti oppure dalle botteghe che hanno committenti, sia chi ha commissionato, sia che si tratti di un ecclesiastico oppure di un personaggio come ad esempio un giudice, la più alta autorità politica di epoca medievale in Sardegna. Come sapete, la Sardegna nell'XI secolo, l'intensificarsi della documentazione scritta nell'XI secolo ci consente di verificare la quadripartizione della Sardegna, i giudicati di Cagliari, Torres, Gallura e Arborea. Quest'ultimo cadrà poi solo nel 1410, giù di lì, erano l'aspetto importante che erano comandati da un giudice. Al di là di questi aspetti storici torniamo non al di là, perché sono evidentemente importanti, costruire una griglia storica per capire, per comprendere o cercare di comprendere le dinamiche storico-artistiche. Quindi una scena di caccia è verosimile, a mio avviso, è verosimile individuare dei volatili quali dei falchi o degli astori, che vengono ampiamente citati nella documentazione scritta del XIV secolo. Soprattutto le prime documentazioni sono del XII secolo, si riconducono al giudicato di Cagliari, quando il giudice cagliaritano donava due coppie di falconi a Pisa.
Sempre nella chiesa, ho voluto riportare l'arazzo di Bayeux perché è un arazzo molto importante dell'XI secolo che descrive la conquista normanna dell'Inghilterra del 1066. Vedete una scena non voglio spostare, una scena di falconeria è rappresentata in questo arazzo che pone anche il giudicato, perché la chiesa di Ghilarza si trova nel giudicato di San Pietro di Zuri, si trova nel giudicato di Arborea, questo per testimoniare come la corte giudicale arborense, non testimoniare però suggerire come la corte giudicale arborense fosse perfettamente allineata con gli altri sistemi politici europei in un determinato periodo. Continuiamo a vedere, è veramente ricchissima di dettagli e di particolari la chiesa di San Pietro di Zuri. È un edificio straordinario, non solo dal punto di vista della documentazione scritta, quindi epigrafica, ma anche per quanto riguarda la documentazione figurativa. Ma riuscite a vedere bene le immagini? Perché forse è un po' lungo. Perché è un peccato, io le vedo qui nitide, poi mi giro e non le vedo. Mi rendo conto che anche in questo caso abbiamo dei rapaci che hanno subito dei danni, la pietra ha subito dei danni nel corso del tempo, ma riconosciamo delle figure con dei volatili diversi da quelli che abbiamo visto precedentemente, con le ali spiegate e posti tutti nelle arcate della chiesa di Zuri. Scusate, ecco qui. Ancora dei volatili e delle figure vegetali, queste sono più facilmente leggibili, dove le ali spiegate le vedete chiaramente, e qui sembra di recepire a fianco a questi, cioè ai piedi, sotto le zampe dei due volatili, dei due rapaci, sembra di riconoscere un animale, ma qui non è ben definito, il che potrebbe fare pensare che si tratta di un'aquila che trattiene una lepre. La leproraria è un'iconografia molto frequente nelle chiese romaniche e non solo, anche all'interno negli elementi di arredo liturgico, negli elementi di arredo liturgico, negli oggetti di arredo liturgico, poiché rappresenta la contrapposizione del bene e del male, il bene che vince sul male, la lepre che la presenta, la lussuria. Ma lo vedremo più nel dettaglio e con maggior definizione in altre chiese che si trovano sempre nel nostro territorio. Questa è forse sicuramente la chiesa romanica più grande per dimensione dello scenario isolano, lunga quasi 70 metri, ad absidi contrapposte, che nasce su una precedente basilica, la chiesa di San Gavino di Porto Torres. Nelle sue superfettazioni dei secoli successivi, compreso l'intervento fatto in età catalano-aragonese con i portali Gemini, poi addirittura nel 600 fu scavata una cripta, no? Sapete molto bene, la ricerca di Cuerpo Santos. Vediamo che superstite il portale romanico. Qui in origine era un PowerPoint, l'ho trasformato in un PDF per ragioni soprattutto di conservazione dell'immagine, però vi spiegherò. Questo è il portale laterale romanico con la lunetta romanica, ma questa non è quello originale, perché l'originale si trova all'interno, e sulla sinistra vedete l'ingrandimento degli stipiti segnati qui con un rettangolo, dove si riconoscono, soprattutto all'esterno del portale, due figure che sono riconoscibili come i progenitori, Adamo ed Eva, che rappresentano il peccato, no? La vita del peccatore, e ad accogliere il fedele
varcare la soglia si individua che siamo nel XII secolo, quindi un secolo precedente rispetto a quello di cui abbiamo parlato poc'anzi, da San Pietro di Zuri a Ghilarza, l'immagine di un'aquila che si contrappone, che presenta, ecco qui dall'altra parte abbiamo un'altra aquila che accoglie come figura cristologica il fedele all'interno della chiesa. Stiamo facendo un percorso, siamo nel nord della Sardegna, reimpiegato, qui si tratta di reimpiego, quindi riutilizzo di un elemento scultoreo in una casa privata, quindi evidentemente non apparteneva all'edificio dove si trova questa aquila ad ali spiegate, acefala, però se vediamo un'altra immagine, questa più definita con la luce radente, si vede l'immagine di un quadrupede che trattiene con le mani. Questa è inequivocabilmente l'immagine di un'aquila leporaria di quelli che rappresenta il peccato, così riportata e replicata in una serie di edifici, soprattutto in area centro-italiana. Non si può pensare che questa immagine sia riferita alla casata dei Doria che dal 300 adotta il simbolo ad ali spiegate. Siamo nel territorio di Monteleone Roccadoria, questa è la chiesa di Santo Stefano, una chiesa con due aule, una edificata in epoca di molto successiva a quella romanica. Probabilmente non ha un concio lavorato, un concio interno inteso come un blocco di pietra lavorato nella sua parte frontale con l'immagine di un'aquila leporaria, apparteneva a un edificio come quello, non sappiamo senz'altro, non possiamo dire, sarebbe sbagliato dal punto di vista metodologico, poiché non abbiamo delle attestazioni o delle prove o dei documenti che ce lo suggeriscono, che appartenesse a questo in un determinato periodo a questo edificio, ma possiamo senz'altro dire che è riferibile a un edificio religioso. Questo è Casteldoria, il territorio, ma qui molti conosceranno nel meridione della Sardegna il complesso di San Giorgio Assuelli. Il complesso di San Giorgio Assuelli con la ex cattedrale di San Pietro, Sant'Uvedru, documentata nel 1121, poi soppressa nel 1400. Qui è tutto il complesso con una chiesa precedente, dalla datazione anche problematica, il santuario di San Giorgio, però l'ex cattedrale di San Pietro presenta dei caratteri più che altro formali nelle sue decorazioni plastiche, che riconducono a maestranze che lavorarono nella cattedrale cagliaritana, che lavorarono nel XII secolo, tardo XII secolo, ma anche nel secolo successivo, in momenti edificatori differenti. Quindi cosa ci interessa per la nostra iconografia? Lo vediamo subito. Le tracce della chiesa medievale sono individuabili proprio dalle decorazioni scultoree. Questa cornice che richiama i modi della produzione plastico-architettonica presente a Pisa, proprio nella chiesa di Santa Maria Assunta. Non stiamo qui a testimoniare, a fare dei confronti, è stato scritto anche su questi aspetti. E vedete che la chiesa tardoromanica duecentesca ha una monofora, quindi questa finestra che consentiva l'accesso della luce nell'aula romanica, archiacuta, con delle caratteristiche particolari che riconducono alla produzione architettonica presente in area nord-tirrenica, in particolare nella chiesa di Sant'Andrea a Lucca, e nella parte opposta abbiamo un'altra monofora con l'immagine nell'intradosso della parte archiacuta di un'aquila ad ali spiegate. Questa è, non so se siamo mai andati, io non ricordo, siamo andati, l'abbiamo vista questa. Sì, la chiesa, sì. Questa parte no, forse. Perché io mi sa che la volta non c'ero.
perché non mi ricordo. E questo aspetto è molto interessante perché riproduce questa iconografia in maniera puntuale, tant'è che l'iconografia dell'aquila leporaia, che richiama, vedete, una lepre chiaramente leggibile, così come si vede in tantissimi, siamo a Barga e in altri territori, in area centro-italiana, dentro e all'esterno, all'interno e all'esterno di edifici religiosi. Ma la cosa interessantissima, sempre nella chiesa di San Pietro di Suelli, ora che chiesa parrocchiale, abbiamo nel lato nord, sotto proprio, vicinissima alla monofora che abbiamo appena menzionato, questa porta d'ingresso di accesso laterale, ora tamponata, quindi chiusa, obliterata, non più accessibile, ma un tempo lo era, è riccamente decorata nelle sue cornici. Vedete qui le cornici. Ancora una volta troviamo un'immagine così come quella che vedevamo un secolo e mezzo prima nella chiesa di San Gavino di Portotorres, di un'aquila, anche qui a Cefala. Purtroppo il problema della scultura di apparato architettonico, soprattutto quando si trova nelle parti basse, è la conservazione, sia per motivi legati al materiale con cui sono stati realizzati, sia per danni effettuati, danni vandali o comunque accidentali. Abbiamo un po' percorso i giudicati sardi, un po' la Sardegna dal nord al sud, e giungiamo al giudicato di Arborea. Questa molti di voi, perlomeno chi vive in zona, la conoscerà, la chiesa della Maddalena di Sili. Una chiesa già quasi gotica, però tardo-romanica indubbiamente, perché cambia sostanzialmente il maquillage dall'esterno, ma l'impostazione, la struttura è di una chiesa romanica con, in questo caso, abside quadrangolare, così come molte chiese tardo trecentesche o trecentesche presenti non solo nel territorio meridionale, non solo nel territorio arborense, ma anche della Sardegna meridionale. Ecco che ci spostiamo al suo interno, vediamo l'abside quadrangolare di cui abbiamo parlato, forse vi avranno fatto vedere questo gargoyle con la forma di un leone. All'interno sono una serie, ne parlavo con Raffaele prima, sono una serie di vedete, dei frammenti lignei, non sono nient'altro che delle mensole decorate con decorazioni plastiche che riportano figure antropomorfe, zoomorfe, fitomorfe, quindi vegetali, figure di uomini, figure di animali e figure vegetali con curve ritorte verso il basso. Tra queste si individuano, sono state restaurate, ci sono stati diversi interventi, la connotazione originaria non era questa, ma tra alcune di queste si individua la figura di un volatile, che io ricordo di due volatili, una manca una zampa, l'altra è più completa. Sono problemi di datazione, generalmente vengono riconosciute entro il XIII secolo, a fine del XIII secolo, riconducibili alle basi delle capriate lignee che ne costituivano la copertura originaria. Capriate lignee che noi sappiamo bene dalla documentazione archivistica già del secolo scorso, nel 1902, questo progetto bellissimo di Dionigi Scano riporta la cromia originaria della copertura in linea, che poi per diversi aspetti si può ricondurre, non sto qui ad annoiarmi, perlomeno in questa occasione, sugli aspetti cromatici e sul legame che ci poteva e che senz'altro c'era con la chiesa di Santa Chiara. Tuttavia elementi come questo ci invitano a pensare che anche le decorazioni scultoree, plastiche delle aquile fossero comunque policromate, così come lo sono le mensole superstiti della chiesa di Santa Chiara. Ebbene, l'aquila fa parte anche del tetramorfo, che parte dalla visione di Ezechiele, poi ripresa nell'Apocalisse di Giovanni. Quindi noi non possiamo che ricordare
cagliaritani, ma anche studiosi di Medioevo, hanno riconosciuto in controfacciata i due pseudopulpiti che facevano parte del pulpito di Guglielmo, uno dei più straordinari maestri dell'Europa basso medievale, che realizza in 3 anni quest'opera, tra il 1158 e il 1162, ma giunge in Sardegna come opera tarda, agli inizi del 300, nel 600 viene smembrata e appunto sistemata in controfacciata come oggi la vediamo. C'è un aspetto iconografico, c'è un repertorio iconografico straordinario. Tra questo repertorio iconografico vediamo i due pulpiti. A noi interessa il pseudopulpito di sinistra, guardando verso la controfacciata, dove si individua il tetramorfo, quindi su lettorile unico. Perché sottolineo l'aspetto su lettorile unico? Innanzitutto questa è una invenzione figurativa di Maestro Guglielmo, che viene imitata e replicata dopo che lui realizza quest'opera, che non si trovava a Cagliari, ma si trovava nella chiesa di Santa Maria Assunta e viene donata come venerabile reliquia nel 1310. Quindi abbiamo la fortuna di così. Sui motivi della conservazione non ne parliamo senz'altro, ma senz'altro vediamo che è riservato alla lettura dei Vangeli c'è questa parte dell'ambone medievale, la cui struttura originaria noi non conosciamo, sono state fatte delle ipotesi più o meno credibili, ma ancora non si è giunti a una posizione concorde rispetto agli studiosi. Possiamo sicuramente dire che la parte più importante del tetramorfo sul lettorile è riservato al lettorile, dove viene la rappresentazione dell'Aquila, ricordata appunto nell'Apocalisse di Giovanni. Grazie. Grazie al professor Pala. Come sempre lasciamo uno spazio anche alle vostre domande, ma prima magari mandiamo, anche quelle possono essere oggetto di curiosità, le fotografie che ha preparato il nostro socio Gianni Mocci. Sì, vediamo le foto di Gianni Mocci e sono le foto dei due pulpiti che avete alle vostre spalle, quindi abbiamo la possibilità di vederle sullo schermo, magari di commentare gli animali che vi sono rappresentati, le iconografie, che in realtà non sono moltissimi, però sono delle iconografie degli animali che fanno parte di un'iconografia complessa, come Daniele la fossa dei leoni, oppure, adesso le vediamo, solo che devi aiutare perché non so dove. Questi pulpiti, questi frammenti di arredo liturgico che vediamo ora musealizzati, provengono qui dalla cattedrale di Santa Maria e sono interessantissimi innanzitutto perché sono dei rari elementi di arredo liturgico di epoca romanica che giungono a noi. Sono dei plute, quindi erano delle transenne che fungevano da recinto divisorio tra i presbiteri, quindi tra il clero e i fedeli. La connotazione originale, la struttura originaria noi non la conosciamo. Sono interessanti perché anche perché presentano le due facce opposte, presentano delle rilavorazioni.
vengono lavorate prima in età romanica, nel XII secolo, vengono lavorate con delle precise iconografie. Il secolo successivo vengono riutilizzati, quindi reimpiegati per ragioni forse di natura antiquaria anziché economica, perché le ragioni del reimpiego sono diverse, le ragioni possono essere di natura economica, quindi abbiamo un pezzo a disposizione, viene utilizzato chiaramente per non andare in cava a recuperarlo per ragioni di costi, oppure per ragioni antiquarie, quindi un pezzo importante che ricorda un precedente edificio religioso. In realtà si potrebbe aggiungere un'altra ragione per la quale viene reimpiegato un pezzo scultoreo o comunque proveniente da un edificio sacro, nel suo valore sacrale, nel suo valore di reliquia, in quanto intriso di quella religiosità nel corso dei secoli. Ma sta andando bene? Sì, sì. Perché io non riesco a seguire, non è perfetto. Noi vediamo qui in uno di questi pulpiti, di questi plutei rilavorati nel XIV secolo, quindi nel XIII secolo, ecco, ci fermiamo un attimo. Negli spazi di risulta sopra le nicchie dove vi è Cristo in trono, una serie di chierici, la figura di Cristo, vediamo queste che sono, abbiamo riconosciute, sono delle scimmie, no? Se gli animali sono delle scimmie. Allora, la scimmia avrebbe un'accezione negativa nell'immaginario, nel bestiario medievale, quindi come imitazione dell'uomo, ma in realtà a ben vedere, a ben osservare questi manufatti, forse sarebbe meglio dare un'interpretazione diversa, poiché questi animali erano ampiamente diffusi nelle corti medievali. Noi possiamo vedere diverse attestazioni nei codici miniati dove nella vita di corte questi animali erano presenti a partire dal 1200, ragion per cui si può immaginare, a mio avviso, che queste immagini, queste sculture non abbiano un'accezione negativa e non ricalchino delle fonti scritte come abbiamo visto finora, ma semplicemente richiamino elementi e momenti di quotidianità di una corte dalla quale provenivano questi manufatti. Io credo che questa possa essere un'interpretazione preferibile rispetto a un'interpretazione che veda un'accezione negativa in questi animali. Se qualcuno ritiene che si possa dare un'interpretazione diversa, ovviamente se ne può discutere. Mentre vorrei vedere anche le altre immagini, così, su queste belle immagini questo per quanto riguarda questi quadrupedi, queste scimmie, anzi va a sottolineare una committenza di altissimo livello. E qui abbiamo già quasi abbandonato il linguaggio figurativo della produzione plastica romanica o tardo-romanica. Guardate che è interessantissima la rappresentazione vista nel dettaglio, grazie a Gianni per queste immagini, dove addirittura quasi si possono vedere le tracce degli strumenti che sono stati utilizzati per realizzare queste opere. Se non si vedono qui chiaramente, mandandole a vedere da vicino, riescono a percepire le tracce della subbia o comunque dello scalpello piatto, di strumenti che vengono utilizzati. Senz'altro è chiaro la traccia che viene lasciata forse dallo strumento più sofisticato dello scultore medievale, che è il trapano, che veniva utilizzato il trapano a corda, quindi per lo studio del manufatto è molto, molto interessante, molto importante. Forse potremmo aggiungere, vedete, l'uso insistito del trapano qui, anche qui l'orecchio, e qui ci sono delle tracce, addirittura qui si riconoscono tracce dello scalpello. Ricordate che questi manufatti scultori spesso, per non dire
quasi sempre erano dotati di policromia. A questo non ci arriviamo per ipotesi, ci sono dei documenti materiali che ci provano questo aspetto della bottega dello scultore medievale. Vorrei vedere anche l'altro, questa è la parte retrostante meravigliosa. Complimenti a Gianni per queste foto che davvero sono molto belle per lo studio nel dettaglio del manufatto. Sono indubbiamente tutti animali che sono riconoscibili come scimmie, di un ambiente cortese che probabilmente era proprio della corte giudicale del tardo XIV secolo, così come alcuni soggetti pittorici che ritroviamo nel territorio. Gianni, non abbiamo altre foto dalle dalla parte romanica io non ho fatto niente. Ah, ok. È solo la parte gotica. Ah, benissimo. No, grazie, perché è un'opportunità, perché non abbiamo avuto occasione di parlare proprio della parte più tarda e soprattutto di queste iconografie zoomorfe che sono molto interessanti, soprattutto per ricondurre a una certa tipologia di committenza. La cosa strana, se posso Certo. permettermi, sono degli animali con due zampe, cioè hanno solo le zampe posteriori, poi c'è un accenno in alcuni di una sorta di mantello di pipistrelli, però hanno tutti solo le zampe posteriori. Non lo so, forse è una scelta di rappresentarli in questo modo, non saprei darne la motivazione. Vediamo un dettaglio, cerchiamo di capire. Le parti più, cioè che raffigurano tutto l'animale. Ecco qui. Io credo che sia una scelta decorativa, penso, non credo che ci siano motivi altri, però ovviamente bisognerebbe, anzi, l'osservazione è molto puntuale, molto interessante questa che fa. Secondo me è una scelta figurativa e di composizione della superficie. Ci sono domande o interventi? Sì, come siamo soliti fare al termine della relazione, della conferenza, chiedere insomma a quanti di voi sono rimasti insomma dei dubbi, delle perplessità o semplicemente delle domande sulle cose che sono state presentate oggi o anche su aspetti che non sono stati presentati ma che ci riportano allo studio di questi elementi scultori degli animali, insomma, della rappresentazione di animali. Voi che avete girato per molte chiese romaniche, alcune le abbiamo viste oggi rappresentate, ma insomma, molte altre chiese abbiamo visto soluzioni scultoree di questo tipo. Se ci sono delle domande abbiamo l'opportunità di avere qui il professor Pala che insomma ci darà risposta. Prego. La mia domanda fa riferimento non esclusivamente alla conferenza di oggi, ma al ciclo che è terminato oggi. Abbiamo appreso che la svariata qualità degli animali che sono rappresentati nelle nostre chiese romaniche avevano un duplice forse significato, che era quello educativo, perché attraverso la immagine di un animale si rappresentava un qualcosa che andava oltre al significato lessicale. Per cui il cittadino, l'uomo medievale, di fronte a queste rappresentazioni viveva in
ad una vita terrena finalizzata alla vita ultraterrena. Adesso io faccio e propongo quasi una specie di sfida all'intelligenza umana, che è questa: i salti nella storia non si possono fare, ma spesso vengono fatti. Per cui io ho rivisto nell'atteggiamento immaginario dell'uomo medioevale sardo, quella stessa atmosfera che ho ritrovato, ecco lo sforzo, nella lettura di quel che mi rimane di uno straordinario libro di Mario Praz, La morte, la carne, il diavolo nella letteratura nella romantica, scusate. A 82 anni ogni tanto qualcuno perde il telefono. Ecco, questa atmosfera dell'uomo anche del Settecento post-illuminista di fronte a delle immagini può avere un certo sentore di quanto io ho appreso attraverso queste 5 meravigliose, e ringrazio Piglia, organizzate conferenze. È un azzardo, era solamente un confronto così, se è possibile. Grazie. Lei ha detto una cosa più che giusta: queste immagini avevano una funzione, per così dire, catechetica, un linguaggio che comprendevano nel Medioevo più di quanto non lo comprendiamo noi oggi, se non attraverso l'aiuto, l'ausilio di un'interpretazione di quei segni, di quelle sculture, come abbiamo visto oggi, che erano il linguaggio normale e quotidiano. Aggiungo solo una cosa a quello che lei ha detto: non tutte avevano una funzione catechetica o educativa, come mi pare lei abbia detto. Ad esempio, le immagini come questa avevano una funzione prettamente decorativa, cioè non questa evidentemente, non il Cristo di trono. Queste scimmie, questi quadrupedi, secondo me avevano una funzione, non c'è un motivo dietro, un'iconologia, un significato da comprendere. Erano semplicemente degli animali della quotidianità del tempo, che facevano parte del mondo che viveva lo scultore, che viveva il committente. E poi non ho ben capito la sua domanda, il suo azzardo rispetto alla che ho vissuto attraverso le immagini trasmesse nel film, è la stessa emozione che ho avuto nella lettura del saggio di Mario Praz. No, questo sì, ma io siccome non ho letto il saggio di Mario Praz, non posso che sì, credo che forse possa condividere con chi. Sì, diciamo che più che una domanda era una constatazione, cioè una volontà di esprimere le sensazioni provate nel corso di queste conferenze. Non so se ci sono altre domande, altrimenti io procederei con i ringraziamenti, visto che questo è l'ultimo atto di queste 5 conferenze, che sono il frutto di una programmazione che il direttivo ha portato avanti già da qualche mese fa per questa annualità 2022, suggerita chiaramente dalla nostra Rossana Martorelli, che ha coordinato anche il ciclo di conferenze, nel senso che ha trovato anche, che ha invitato i relatori, che ognuno di loro, di cui ognuno si è preso cura di un aspetto di questo bestiarium, dividendo per gruppi così gli animali rappresentati. E così abbiamo avuto un'altra risposta come soci a tutti quanti abbiamo visitato, insomma,
per questi 10 anni, chi prima, chi dopo, insomma, abbiamo visitato molte di queste chiese romaniche. Come abbiamo visto in ognuna di queste conferenze, spesso ci siamo soffermati durante le visite ad ammirare, a fare anche qualche domanda. Oggi abbiamo avuto in questo ciclo di conferenze molte risposte, molti approfondimenti anche di tipo scientifico su quei particolari costruttivi, su quei particolari che abbiamo visto nelle chiese, all'interno e all'esterno delle chiese romaniche sarde. Per questo quindi ringrazio Rossana Martorelli, che anche quest'anno si è impegnata nella scelta del tema e nell'organizzazione di queste conferenze, partendo dalla prima, che non era scientifica ma era il ricordo del nostro carissimo Roberto Coroneo nel 10° anniversario della sua scomparsa, e tutti unanimemente abbiamo voluto dedicargli la conferenza di apertura per ricordare questo grande uomo e grande uomo di scienza, di ricerca, che è stato è l'esempio che è stato per tanti di noi, da cui è partito anche tutto questo lavoro che ormai conta oltre 15 anni di attività. Grazie anche a tutti i relatori. Oggi in modo particolare ringraziamo Andrea Pala, che, come diceva la professoressa Martorelli, oltre che docente dell'Università di Cagliari, è anche un componente del direttivo della nostra associazione, come la stessa Rossana Martorelli, sempre disponibile come volontario a venirci incontro in tutte le occasioni in cui le sue preziose conoscenze ci illuminano su alcuni aspetti che ancora non abbiamo completamente indagato, diciamo così. Ringrazio Silvia Oppo, oggi non è presente con noi, ma per la disponibilità consueta ormai già da tutti gli anni, da quando abbiamo iniziato il primo ciclo di conferenze, a ospitarci in questi bellissimi locali e confortevoli locali che ci consentono appunto di mandare avanti la nostra attività. Grazie anche a tutti voi che con una presenza importante in un periodo difficile ci avete dimostrato, insomma, che anche il nostro impegno a proseguire in questo tema, in questi programmi, è un interesse, gode di un interesse importante, perché la vostra presenza numerosa in tutte e 5 le conferenze ci sprona a fare ancora di meglio. E come ho detto già nel corso della prima conferenza, l'auspicio è che quest'anno, riprendendo anche queste conferenze in presenza, possiamo magari nella tarda primavera riprendere anche con le nostre bellissime escursioni che oramai ci mancano da troppo tempo, e così andare a leggere meglio le nostre chiese romaniche, le sculture che ci troviamo, anche grazie a queste bellissime conferenze che ci aprono appunto a un mondo diverso, un mondo antico, e ci permettono però anche di interpretarlo e di emozionarci alla visione di queste bellezze straordinarie. Un grazie anche a Gianni Moci, non solo per oggi, per queste sue particolarità che oggi ci ha regalato, ma anche per la continua assistenza, anche lui, e disponibilità nel produrre elementi fotografici, nel produrre particolari delle chiese, e quindi un socio particolarmente attivo e molto utile anche, diciamo così, ai lavori che porta avanti la nostra associazione. Ci lasciamo con questa conferenza, ma non tarderemo a rincontrarci, perché, come già anticipato, è in corso di stampa il volume sulle donne protagoniste del Medioevo sardo, come sapete frutto del ciclo di conferenze di 2 anni fa, che ha riscosso anche quello un notevole successo, tant'è che abbiamo deciso di dedicare una pubblicazione, la pubblicazione curata sempre da Rossana Martorelli, nel quale partecipano 8 illustri relatori, e sarà in stampa, è già in stampa, cioè i lavori già di stampa sono iniziati, probabilmente alla fine del mese avremo a disposizione anche il volume, e pensiamo,
nel mese di aprile, la data ancora non l'abbiamo stabilita, già di fare la prima presentazione chiaramente qui ad Oristano, se è possibile anche in questi spazi, e poi però porteremo questa pubblicazione, presenteremo questa pubblicazione anche in altri comuni che appartengono insomma alla rete del romanico in generale, e presentare anche da altre parti questo volume, le iniziative, e quindi in modo che siano sempre di più le persone che scoprono il romanico sardo, che si interessano e che divulgano questo grande patrimonio che abbiamo. Stiamo portando avanti un lavoro importante anche tra fondazioni, associazioni, insomma sempre assieme con le scuole. Sabato prossimo al liceo artistico presenteremo il bozzetto che è stato oggetto di studio prima e poi di lavoro di una cinquantina di ragazzi di liceo classico tra quarte e quinte. Sono stati selezionati una decina di lavori e una commissione mista tra insomma, professori e qualcuno della fondazione sceglierà quello che è il logo della fondazione. Allora, l'aspetto importante non è tanto avere il logo della fondazione, perché voglio dire, l'avrebbe fatto un grafico anche esperto, è che siamo riusciti a coinvolgere 50 ragazzi che forse prima di quell'occasione non sapevano bene neanche cosa fosse il romanico, e che invece per poter produrre i segni, come si chiamava il progetto, i segni del romanico, elaborare un logo, hanno studiato le chiese e hanno studiato i particolari delle chiese. Quindi siamo riusciti in uno dei nostri obiettivi, che è quello di far conoscere il romanico soprattutto alle giovani generazioni, in modo che si appropriano diciamo, di questo grande patrimonio storico e culturale e possono portarlo avanti nel tempo. La stessa cosa stiamo facendo con un altro istituto scolastico, con l'Istituto Industriale Ottoca, col quale abbiamo firmato nei giorni scorsi un accordo diciamo, di collaborazione, e anche lì una quarta informatica farà un lavoro in cui le loro competenze informatiche verranno accomunate, diciamo così, al patrimonio romanico, è un modo per applicare appunto le nuove tecnologie agli aspetti storici e culturali del romanico. Anche lì una classe di una trentina di ragazzi ha scoperto per la prima volta in quell'occasione il mondo del romanico, e già, come diceva oggi il professore, ci stanno lavorando con entusiasmo. Quindi sono tutti piccoli progetti, piccoli passi che però portiamo avanti ecco, in quella che sono i nostri adempimenti statutari, che sono sempre quelli originali, e che però passo dopo passo con voi e con tutti portiamo avanti da tempo. A breve firmeremo anche un accordo di collaborazione con il FAI Sardegna, con il quale appunto abbiamo già diverse collaborazioni in atto. Questo appunto a dimostrare che man mano, ecco, unendo anche le forze, unendo i programmi, riusciamo sempre di più a trasmettere alla Sardegna e ai sardi il valore di questo grande patrimonio che custodiamo. Quindi ci rivedremo tra un mese circa, più o meno, per la presentazione del volume. Avrete chiaramente, come al solito, vi arriverà l'invito, la proposta, tempi adeguati perché potrete assumere l'impegno di essere presenti, e sarà anche quella un'occasione importante per incontrarci, sociale ma anche di crescita, nella presentazione di questo volume, e sicuramente per chi vorrà acquistarlo poi leggendolo sarà un'altra lezione, dico io, importante per la nostra crescita culturale e personale. Grazie a tutti.